Oggi è la giornata della memoria, tante le iniziative per ricordare la Shoah. A Cagliari, al liceo Eleonora d'Arborea, un seminario di formazione per docenti e studenti con esperti dello Yad Vashem di Gerusalemme. C'era per noi Stefano Fumagalli. Spiegare la Shoah, far capire il dramma dell'Olocausto, oltre che ricordarne gli orrori. Gli studiosi dello Yad Vashem di Gerusalemme tramandano quegli eventi con insegnamenti nuovi. L'approccio giusto è raccontare storie di persone vere, di cosa sia successo loro e solo dopo dare l'idea del contesto in cui si è sviluppato l'Olocausto. Fondamentale è rendere i ragazzi consapevoli di quello che è successo. In questo caso è come un intero popolo è sceso nell'abisso. Riuscire ad entrare in questo studio attraverso gli studiosi che hanno continuato ad approfondire e studiare l'azione sociale, il comportamento umano e gli ordini politici nella storia. Più storia e meno memoria banalizzante, fine a se stessa, fatta di slogan, e più studio storico sui documenti. All'incontro anche il prefetto di Cagliari Giuliana Perrotta e molti ragazzi. A parer mio il sistema scolastico non fa in modo che noi apprendiamo del tutto quello che è successo. Per dire, apprendiamo di più attraverso i film che attraverso i libri. Adesso noi stiamo affrontando questo argomento della Seconda Guerra Mondiale e mi piacerebbe tanto che i nostri professori ci aiutassero a capire meglio, insomma, a conoscere meglio queste esperienze, questo fatto. Il pensiero che